Messina, rapidissimo per lei un'ultima domanda che ha a che vedere appunto con le europee, perché io ho visto insomma, alcuni degli slogan che voi cominciate a diffondere e uno in particolare che ha a che vedere con l'ennesima presa di posizione nei confronti di questa Europa che non va bene, deve essere più l'Europa dei cittadini, però l'euro non si tocca. In che cosa vi differenziate, per esempio, da altri? Allora, noi il nostro slogan è europei non tedeschi. Significa che noi vogliamo un'Europa diversa, non un'Europa della Germania sui paesi più deboli. Lo dicono tutti adesso che vogliono un'Europa diversa. Cose diverse. No, cose diverse. Poi noi vogliamo fare, le faccio 3 delle nostre proposte concrete, perché in Europa devi andare lì, devi essere autorevole. No, 3 velocissime. La prima, devo recuperare, lei sa bene, dal 06 devo crescere. Primo, contratto collettivo di lavoro europeo, per fare in modo che gli stipendi italiani siano equiparati agli stipendi dei lavoratori europei. Secondo, un fisco europeo, per fare in modo che le imprese piccole e medie italiane, anziché pagare il 46 come paghino il 21 come le altre imprese europee. Terza cosa, tasso soglia di usura europea. C'è l'euro, c'è la Banca Centrale Europea che finanzia tutte le banche europee. Bene, non si capisce perché la Banca Centrale Europea eroga credito allo 0,25 e poi in Italia si debba fare, quando si fa, credito alle imprese al 10, 12, 15%, che si faccia al 4,5%, oltre il quale diventa tasso soglia di usura europeo. Quindi sono provvedimenti concreti per mettere in moto l'economia e farsi rispettare in Europa.